Diciamo con una cornice di pubblico così numerosa era una partita da dentro fuori, alla fin fine uno di noi doveva vincere, il pareggio ha condizionato il risultato e la Nanteri ci ha superato, adesso siamo quinti a pari punti col Torralba, vediamo un po' cosa succederà. Siamo partiti con buoni propositi, abbiamo fatto un girone di andata diciamo strepitoso, abbiamo terminato il girone di andata a 2 punti dalla prima in classifica, poi insomma vari episodi ci hanno condizionato tra infortuni, squalifiche, come penso anche le altre squadre, però a noi proprio ci hanno decimato e alla fine il calcio è questo e è andata così. Oggi nonostante un Torralba agguerrito col coltello tra i denti, tanti esordienti qui sul campo di Tiesi. Diciamo che è un derby. Un derby è sempre un derby, giocare col Tiesi insomma, crea stimoli, soprattutto come dicevo prima con una cornice di pubblico così. Praticamente stavamo stimolando soprattutto gli avversari, però ho voluto lanciare proprio molti giovani, soprattutto condizionati dalle assenze, però non hanno deluso, sono contento così. Sempre in chiave giovani, buone promesse per il Tiesi, anche locali. Da quel punto di vista sono contento, sono molto contento, abbiamo valorizzato tantissimi tiesini, anche di giocatori di zona tra cui Silico e Borutta, valorizzati che poi hanno una certa età, però li abbiamo riportati a Tiesi e i giocatori della New Juniores ci hanno dato una grossa mano, abbiamo valorizzato gente del 98, 97, 96, sono proprio contento da questo punto di vista. Si sono poi trovati bene nel gruppo, guidati anche dalle chiocce, dagli uomini di esperienza. Sì, loro hanno fatto proprio da chioccia perché li hanno integrati alla grande, non hanno fatto pesare proprio la differenza di età, sono integrati benissimo, si sono allenati benissimo, non ho niente da dire, da quel punto di vista proprio niente.